siamo ancora in guerra. Dobbiamo riuscire a finire questa battaglia e l'unico modo per finire questa battaglia oggi, vista questa variante Delta che è così invasiva, ecco, l'unico modo è quello di fare tamponi e di isolare. Contro la variante Delta la parola d'ordine è tracciabilità e quindi tamponi. Dalla Regione Veneto l'indicazione ai direttori generali delle USL di effettuare 30.000 test al giorno per individuare possibili positivi e bloccare il diffondersi delle nuove mutazioni del virus. Dato che per la Marca si traduce in 5.200-5.300 tamponi giornalieri a fronte degli attuali 3.000. Noi partiremo intanto dai punti vaccinali da martedì, facendo ovviamente il tampone a tutte le persone che stanno attendendo dopo la prima dose i 15-20 minuti post vaccinazione, post vaccino, e per cui chiederemo a loro la possibilità di fare il tampone. Ma la tracciabilità riguarderà altri contesti. Sagre, feste, dove andremo col camper, andremo con i nostri, per vedere di avere disponibilità per fare tamponi. Si apriranno le discoteche nelle discoteche, ma soprattutto un accordo da poter testare anche del personale delle aziende. Proprio l'azione capillare di tracciamento ha permesso di individuare e bloccare il focolaio di variante Delta ad Ormelle. Attualmente nell'USL 2 si registrano 6 positività al Covid ogni 100.000 abitanti. L'azione di screening punta proprio ad arginare eventuali cluster ed evitare la creazione di zone rosse localizzate. Il passo successivo è quello della sequenziazione del virus per l'individuazione delle varianti e anche su questo fronte l'azienda sanitaria trevigiana è pronta a fare la sua parte. Stiamo attrezzandoci per fare la fase di pre-sequenziamento, cioè per predisporre in modo tale che l'istituto zooprofilattico poi possa darci la risposta velocemente. E se da domani decade l'obbligo della mascherina all'aperto, a preoccupare il direttore generale sono i cittadini che hanno deciso di non vaccinarsi o coloro che dopo la prima dose non si sono presentati all'appuntamento per il richiamo. Fino adesso sono 300-400 persone alle quali stiamo anche telefonando per richiedere a loro la possibilità di tornare quando vogliono tornare. E stiamo facendo un'azione capillare anche col nostro call center adesso, perché ci rendiamo conto che più vacciniamo e aumentiamo la percentuale, più ci salviamo dalla variante Delta. Con la seconda dose noi non prendiamo la malattia, non andiamo in ospedale. Ed è per questo che Benazzi condivide la presa di posizione del mondo scientifico che invita a completare il ciclo vaccinale prima di partire per le vacanze. Andare all'estero con questa circolazione del Delta chiaramente è solo con la seconda dose si è sicuri e tranquilli. Noi siamo disponibili, abbiamo degli slot, degli spazi per chi vuole anticipare, ovviamente negli ambiti dei giorni giusti per creare immunizzazione.